Cari amici, in questa puntata ci soffermeremo sulla sensibilità di coscienza di Sant'Alfonso e la sua premura di fare in tutto ciò che faceva non la sua volontà, ma quella di Dio. Allo stesso tempo avremo modo di ammirare il suo rispetto per la giustizia ed il suo terrore di favorire qualcuno a sfavore di altri. Insomma, Sant'Alfonso sapeva bene di dover dar conto a Dio non solo dei suoi affetti personali, ma anche delle sue decisioni riguardanti la vita altrui. Dopo l'anno da carestia, Alfonso ha presentato al Papa Clemente XIII a dimissione a vescovo. Ti voglio contare sto fatto perché sto fatto ci fa vedere che passava per l'anima di Alfonso e che pensavesse in coppa a quello che avesse fatto che ha avuto un carico a parte Dio. E io penso che in capo a esso sto fatto valeva per tutti quelli che hanno avuto un carico, pure a parte l'uomo. Capisci a me? Mannà o non mannà la lettera di dimissione non fu una cosa semplice. Alfonso teneva uno scrupolo di coscienza. S'addimannava, ma io, se appresento sta lettera di dimissione, faccio o non faccio a volontà di Dio, o faccio per bene da Chiesa o per comodità mia. E non era una cosa facile rispondere a questa domanda, e per questo non sapeva più a chi cercare consiglio. Chiamai a padre Tannoia, proprio da quello che ha scritto un libro in coppa a vita sua, e un carracaio e addimannà a Napoli a Monsignore Borgia che ne pensava. Questo le facette sapere che poteva presentare dimissione per poter stare a quella età e con quella mala salute più quieta. Questa risposta non convincette Alfonso. Essa diceva: ma non posso presentare di manne per stare più quieta io, posso presentare solo per bene da diocesi. E non contento, scrivette padre Villano, che si trovava a Napoli: caro padre Andrea, facetemi la grazia e addimannà i padri affaticati, Alasia, Porcaro e De Matteis, che ne pensano se io appresento la dimissione a vescovo. Ma sentitemi a me, la causa buona non è la quieta mia, ma l'età. A settembre trasedinte i 70 anni, l'acciacca e specialmente l'asma. Poi, in tavernata, sono stato sempre malato e mo' in un mese che sto dentro l'ulietta. È vero però che con tutto questo io non attrasso niente di quello che ha già fatto e a stagione visita la diocesi. O padre Villano facette ammasciato, come l'aveva detto Alfonso, e tutti quanti dicettero che Monsignore poteva presentare a lettera di dimissione. Ma Alfonso niente, non era ancora contento e quiete coscienza. E o prima di provare, tornai a scrivere a padre Villano: caro padre Andrea, ha già letto quello che dicono padre Alasia e padre Porcaro, ma io non sto quiete con la coscienza. E per chi l'istruito che era e con tutti i libri scritti in coppa a murale, Alfonso mettette poco e cose in chiaro e scrivette: San Tommaso dice che il vescovo è insavagliato con un voto a non lasciare a Chiesa, e il Papa scrive che senza la causa giusta non la può lasciare.
Eppure la vecchiaia e la mala salute non ne bastano. Se il vescovo, vecchio e buono, può fare quello che ha da fare. E visto come stanno le cose, venimmo a noi. Io sono vecchio e malato, ma faccio esami per i confessori e per quelli che sanno fare previta. Sono accostumati e tengono poche scienze, anzi, se è per questo, le scienze ne tengono più elate. Si può parlare di scandalo, io, e scandaloso, non l'ho mai passato in pace. E poi, per rendere da chiesa, mi ha già fatto più nemici che amici, perché non guarda in faccia a nessuno. Mo, e tutte queste cose che sto dicendo, sa da parlare che padre che sapete, eppure con padre chiesa. Io con questi pensieri in capo mi pare che non posso presentare di manna, senza avere uno scrupolo di coscienza. Io sento una voce che mi dice: se mi vuoi bene, pasce e pecorella mia, e non mi importa se schiatta e muore. Dopo tanti consigli, Alfonso decidette di mandare a lettera al Papa. E poi, pensai, facemmo la volontà di Dio. E quella che ti faccio leggere è solo una parte che Monsignore scrivette in tale lettera. Beatissimo Padre, o Signore, mi è venuto a trovare una volta con una brutta malattia. Pensate che in 2 mesi d'Agosto mi hanno dato a strema unzione. E perché vi manna sto memoriale? E vi prego e me lo va a vescovo di Sant'Agata. Io sto per fare 69 anni. A Vierna ha già sta chiuso per malattie che tengo. Volesse tornare in da congregazione mia per mi apparecchiare a morte. Si può, voi volete che vecchio e malato come sono, ha già continuato a fare vescovo di Sant'Agata? Allora io voglio morire sotto yuga per fare la volontà di Dio. O Papa, non ne volete sapere. A qualche cardinale che voleva spagliare o memoriale d'Alfonso dicette: ma basta solo l'ombra sua per fare bene da diocesi. Alfonso, saputa la notizia, s'accoiutaia e sospiraia. Dio mi vuole vescovo e io voglio fare vescovo. Questa narrazione ci ha mostrato quanta fosse la delicatezza della coscienza di Sant'Alfonso e come egli sviscerasse approfonditamente i problemi di coscienza. Non è un caso, quindi, che egli abbia scritto una teologia morale apprezzatissima ovunque e che sia stato proclamato patrono dei moralisti. Vedremo inoltre l'attenzione scrupolosa che egli impiegava nelle scelte a favore o a sfavore di una persona. E di tali decisioni Sant'Alfonso ne doveva prendere molte. Fino a mo' e visto che coscienza teneva Alfonso e come s'apprendeva e non offendere il Signore, scegliendo la volontà sua e non quella di Dio. Ma tu, dopo che hai sentito tanti fatti, in coppa e pregaria, in coppa e penitenza e in coppa la volontà di Dio, potesse pensare che Alfonso fosse un santuccio, uno che pensasse solo alle cose di Dio, scordandosi da terra e chi in campa. Ma voglio far vedere a te
come Monsignore nostro non erano bizzuochi, ma teneva i piedi in terra. Insomma, quando tu mi vedi in un ritratto e Affonso o una statua sua, e a pensare che Monsignore teneva quelle storte, ma non erano quelle storte. Fatta che sta pistola, che sta tirata, ti dico che dentro a sto capitolo vediamo che coscienza teneva Affonso e come si apprendeva a scegliere persone che più facevano bene a Chiesa e al popolo. Parlando chiaro e tunne, ti voglio far sentire che ne pensava Affonso dei meriti delle persone e delle raccomandazioni. Queste sono pagine che ce l'avessimo a leggere tutto quanto, tante noi, tanta gente oggi e pure di mano. E tu capisci subito perché. E guardammo come stavano le cose a Sant'Agata o tempo d'Affonso. T'aggi detto, qualche pagina più a rete, che la diocesi di Sant'Agata erano murzille che parecchio o volevano. E sai perché? Come scrive padre Tannoia, sappiamo che la diocesi era piccerella, ma chiena e sorda. Capiscimi buono. Era la diocesi che dopo che le capue era più ricche e benefici e rendita. Questo voleva dire che Affonso, per far capire, quando morivano canonica o nato prevete, aveva a scegliere essa a chi dà o titolo e a rendita. E mo, te può immaginare quanta gente voleva che sti rendite e quanta di man gestivano e quanta raccomandazione. Ma in coppa a sto fatto, Monsignore aveva detto che egoissa, una rendita, un beneficio, lievano a chi si meritava e aveva detto pure che non si accettavano raccomandazioni, vottatelle a parte nessuno. Quando Affonso aveva fame a scevata, pensava solo ai meriti delle persone. Teneva questo in un librettiello dove si segnava tutti i nomi dei previti e i meriti e ognuno. Omme Dio, omme istruito, omme che fatica per la chiesa o per la gente, omme che sa cantare i canti e chiesa. E a così facendo, si morivano canoniche, essa già sapeva a chi era chi lo canonicato. E voto, per stesso posto, non ci potevano stare più una persona che si meritava. E allora si faceva consigliare a persona senza interesse. Una volta gestivano 3 previti per uno canonicato. O miedo che d'Affonso le facette un nome e uno di questi previti. Un signore rispondette, sia tenesse 3 posti e desse a tutte e 3 i previti, perché sono degni tutte e 3. Ma io ho già pesato i meriti di ognuno e vedere chi pesa più dentro la balanza di Dio. Un'altra volta gestivano 2 soggetti che meritavano tutti e 2 in un posto emanzionario. L'arcidiacono le dicette, stressimo, ma se per questo beneficio non ci sta a cura l'anima dei cristiani, voi lo potete dare a chi volete voi. Rispondette Affonso a coppa a mano, è vero, ma io ogni volta che ho già dato un beneficio a uno, pure se non ci sta a cura l'anima, la già dà a chi più è degno. E si spiegaia. Quando non ci sta pomiezza, non dammaggio per qualcuno, io non sto in pace con la coscienza. Diceva l'arcidiacono Rainone che Affonso, quando aveva fame a scevata per un beneficio o una rendita, era così apprennativa e apprenatuta che le pareva morire. Una volta Monsignore dicette, sono tanti campismi che sento quando morono canoniche
che volesse cagnare la vita mia che la sua. Issa muore una volta sola e io ci entro. Questa affermazione di Sant'Alfonso è significativa. Ricapitola il rispetto per la sua coscienza, per la dignità di ogni uomo e per la giustizia. A me sembra, e sembrerà anche a voi, che questi atteggiamenti di Sant'Alfonso siano di una grande attualità, nel senso che oggi la nostra società avrebbe estremo bisogno di autorità sia laiche che religiose con le stesse convinzioni del nostro santo. Questa giustizia Alfonso la mostrava pure un coppanato fatto. Non faceva particolarità tra una città e un'altra città da diocesi. Non beneficia si ci steva e addosteva steva, ieva a chi era più degna, era chista. Diceva Alfonso, e prima da cattedrale di Sant'Agata e chi là di tutto quanto la diocesi sono figli della stessa mamma e sono un corpo solo. E questo fa bene alla diocesi, perché così tutto quanto sannerà a fa, a studiare per essere sempre più degni fino a diventare canonici da cattedrale. Chi voleva avere un beneficio a Monsignore non aveva cercare raccomandazione e non aveva tenuto fietta, pure se si trattava di una naziaria. Un prete, o veramente chic, era cappellano in un monastero. Alfonso non voleva che questa praticasse che monaca. Non c'ho dicetto, più una volta, ma chi niente. Mo capitaia che Monsignore aveva scegliere un canonico nuovo e questo prevede si facette innanzi. Alfonso le dicette tunne, voi non sarete mai canonica se non levate a mezzo questo attacco che tenete che monaca. O prevede rispondette che per questo cercavo canonicata per stare lontano da un monastero. Fui fatta canonica, ma dopo che presentai a dimissione a cappellana e dopo che Monsignore vedette che aveva cagnato via. E passammo a vedere che succedeva tanto tempo fa con l'abitudine devotata della raccomandazione. A Sant'Agata parecchio la usaiano, ma Alfonso, per tutto il tempo che è stato là, non detta udienza a nessuna raccomandazione. E sentimmo qualche fattoriella. Dentro la città e Arienza gestivano una canonicata vacante. Monsignore si era fissato per un prevede che le pareva o più merdevole e paccuppatore, mezzo tanto che avevano cercato chi lo canonicata, questo non si era fatto vedere. E cose erano già fatte. Quando sto prevede le portai una lettera e raccomandazione a nome do principe da Rocca. Non l'avesse mai fatto. Dio vi perdona, dicette Alfonso. Io già vi volevo dare canonicata, ma perché sta lettera che mi portate non vi posso più assegnare. Indignus qui appetisti. Chiagnetto prevede, supplicaia, ma non c'è stato niente a fare. Alfonso scrivette al principe, le diceva do capì, perché se l'avesse fatto questo, l'avrei avuto fare, pure con l'altro.
Nato fatto succedette tra i Pavane e Sant'Agata. Alfonso si trovava per un poco di tempo dentro il collegio dei Pavane. A Sant'Agata sapeva fare un canonica e Monsignor ne parlava con il cancelliere suo. Chiste le facette o nome do frate. Alfonso a conoscenetta, perché o frate sommeritava. Ma o cancelliere potette scrivere per avere una raccomandazione pure a padre Ferrara, che stava dentro il collegio dei Pavane. Avesse visto la faccia d'Alfonso quando capette che sto un gravoglio. Sto fatto per essa erano difetti grossi assai. Tornato a Sant'Agata, facette una cancariata al cancelliere e o frate non fu fatto più canonica. E dicette Alfonso, va vita fa capace, che per me, che cerca raccomandazione, non è digna e non beneficia. Io peso i meriti dei soggetti e poi faccio quello che mi dicono, a coscienza mia e Dio. Una cosa che diceva spesso Alfonso, quando si parlava dei benefici, era questa. Io sono guardiano dei benefici, ma non sono padrone. E per questo non ne posso dare a chi voglio, ma a chi si merita, che fatica sua. Io posso dare roba mia, ma non quella che è il sangue dei poveri. Se sti benefici non si danno a chi sa stentato, io non mi sento a posto con la coscienza. La convinzione di Alfonso di non assoggettarsi ad alcuna raccomandazione era nota a tutti, ma evidentemente non tutti capivano la gravità della questione. Conoscendosi la devozione di Sant'Alfonso per la Madonna, qualcuno pensò che il nostro santo potesse mettere da parte questo suo capriccio di non accettare raccomandazioni per fare così un atto di devozione verso la Madonna. E come vedremo, Sant'Alfonso rispose per le rime a chi gli proponeva questo particolare atto di amore verso la Madonna. Nu piacere, p'amore da Maronna. Alfonso, e questo sapevano tutti quanti, teneva una devozione grande per Maronna. E qualcuno pensava di ottenere a Manais una particolarità per amore da Maronna. O fatti è così. Lo prevede volevano benefici che era vacante. Dicetta nato prevede che essa pensava capace di avere tutto quello che voleva a Monsignore, che cercasse suo favore per amore da Maronna. Quando Alfonso gli getta la raccomandazione e sapendo che il soggetto non era degno, rispondette: dicitela che pure per amore da Maronna io beneficio non ci dongo. A Maronna va trovando bene e non va o malamente. E sente che succedette per una raccomandazione a un parrocchiano che voleva diventare canonica. In realtà Alfonso non era contento di questo parrocchiano, che teneva tante capacità, ma non gli era buono a fare parrocchiano. Monsignore pensava, do fa canonica, e a così poteva mannare come parrocchiane e che la parrocchia non prevede più portata per la cura e l'anima. E già era stata mannata a Napoli per arrivare poi a Roma a nomina a canonica e chi lo prevede. Però chist, che non sapeva niente di quello che aveva fatto Alfonso,
se volete far raccomandare do vicario a Sant'Alfonso. Quando Monsignore conoscette questo giro, e notte facette tornare a rete la lettera che aveva io a Roma. Costregnetto il prevete a presentare la dimissione alla parrocchiana e a così sto povero prevete non avette o canonicato e manca la parrocchia. Come Achille perdette Filippo e o Panara. Parlando del beneficio, ti voglio contare una bella pensata che facette Alfonso. E manzionarie erano prievete o chierici che avevano a cantare dinto coro insieme ai canonici. Mo a Sant'Agata i manzionarie si sceglievano a piacere do vescovo. Sto fatto, secondo il pensiero d'Alfonso, non gli va buono. E che facette? S'addimannaia. Questi manzionari che fanno? Cantano. E allora mettiamo che si scegliono dopo che abbiamo sentito come cantano. E ti faccio vedere che sembrano buono canto da chiesa. E a così succedette. Mo gestiva vacante un posto di manzionario. Si presentarono due prieviti e un chieriche e 16 anni. Cantarono tutte e tre. O giovane iette meglio il lato. Ma prima di cantare, uno dei due prieviti facette questo pensiero. Siamo tre noi. Uno è troppo vecchio, 60 anni. Nato è troppo giovane, 16 anni, che o posto è o mio. E non ci credette tanto a sto pensiero che preparai pure a vivere per parenti e amici. Come si dice, facette o conto senza o cantaniere. Più e qualcuno pregai Alfonso e cagnai carta a favore e che sto prevede. Ma Monsignore, buona paglietta e oh mio Dio, dicette, noi abbiamo fatto la legge e io non posso, in coscienza, levare un diritto a chi so merita. Credo che l'atteggiamento di Sant'Alfonso ci abbia colpito fortemente ed in senso positivo. Penso anche che tale comportamento risuoni per noi di estrema attualità, proprio perché riconosciamo che tanti di noi dovremmo rispettare la giustizia, ma cediamo facilmente ad una raccomandazione, anche per l'amore della Madonna. Arrivederci alla prossima puntata.